Al centro che va giù. Vacca, si è rotto il coso. Guardate che bel disastro adesso. Oh. Ok ragazzi, finalmente abbiamo finito il lavoro. Ciao ragazzi! Allora, vi spiego cosa facciamo oggi. In pratica, dovete sapere che la Aria, lei, ha fatto un disastro. Chi mi segue su Instagram lo sa già, perché l'ho spiegato all'interno di una storia. Allora, adesso vi faccio vedere il danno. Guardate, non si avvicina neanche. Vieni qua, cosa hai fatto qua? Aria, vieni a vedere qua. Dai, vieni qua Aria. Aria, dove vai? Perché vai via? Cosa hai combinato qua? Vedete che non si avvicina neanche, perché sa che ha fatto questo disastro qua. In pratica, dato che non le piace molto il telo della piscina, è venuta qua e ha pensato di morsicarlo per bene. Vedete quanti buchi che ha fatto. Il problema è che adesso, quando c'è tanto vento, tutte le foglie vengono portate sopra il telo e alla fine andranno a finire dentro la piscina e la sporcheranno tutta. Quindi in pratica dobbiamo togliere il telo, pulire la piscina, perché sicuramente qualcosa è già andato dentro, e poi mettere un nuovo telo. Allora, il nuovo telo sono già andato a prenderlo e lo abbiamo già all'interno del garage, pronto da sostituire. Ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Però vedete c'è un problema, nel senso che dai buchi è fuoriuscita l'acqua e è andata a porsi sopra il telo, quindi è abbastanza difficile da tirar via e diciamo non riusciamo a toglierlo a mano il telo, perché appunto è troppo pesante. Allora l'idea è quella di riuscire a togliere il telo senza farlo cadere all'interno dell'acqua, perché altrimenti tutte le foglie che ci sono sopra andrebbero a sporcare la piscina. Per questo motivo abbiamo pensato di utilizzare il Same Centauro 70. Non sappiamo ancora bene come, ma non so, da qualche parte cercheremo di attaccarlo e diciamo togliere il telo senza far entrare le foglie, come vi dicevo. E dopo all'estremità del tubo attaccare gli angoli del nylon, lasciare tutto e andare in drio, tirando via i telichi, tutti i pesi, lasciare su qui di là. Allora capito com'è? Non tanto. Mi metto dell'acqua nell'erba con le rue, la pala la ven quasi in cima alla piscina. Sì. Mettiamo il tubo di traverso di là con le punte, no? Sì. Ecco, all'estremità che è 6 metri si attacca la corda e si liga i due angoli della nylon. Vabbè, si alza e sì, si va in drio. Ma devi legarla anche al centro però, non solo. Anche al centro. Sì. Proviamo dai. Non so, provi. Non se la fa. Va bene dai, allora non so se avete capito anche voi, dato che il padre parla in dialetto, però l'idea è quella di portare qua la pala, quindi il Centauro 70 per capirci, con le ruote qua, lo alziamo circa al centro e leghiamo una corda che va agli angoli e anche al centro del telo, dalla parte di là. Di là togliamo tutti i pesi, di qua invece li lasciamo, e quindi venendo indietro poi cercheremo di tirar via diciamo il telo dalla parte di qua. Però appunto non l'abbiamo mai provato e quindi niente, è la prima volta, vediamo come va dai. Adesso intanto io vado a prendere il Centauro 70 e lo porto di qua.
Bene, Centauro 70 posizionato. Normalmente il telo lo togliamo a mano e il problema appunto è che tutta sta acqua qua pesa molto. Non so se si vede, vedete, ce n'è molta. Cioè, speriamo dai che vada tutto bene. Procediamo. Allora, questo andiamo di là. Attaccalo alla sponda allora. Perché se no andando su lì quando tira con questo qua si mette di traversa, capito? È giusto di là, non è che magari è un po' da tirare. E tirerei ancora dopo. Boh, tubo collegato davanti e adesso dobbiamo legarlo al telo. Vabbè, bisogna in mezzo, se no. Adesso come fai a portarlo di là? C'è questa qua di qua, già, che l'ho già messo. C'è il pozzetto lì sotto. L'ho visto. È un po' corta di qua. È corta di qua la corda però. Qua arriva. L'hai anche legata corta lì. C'era ancora un po'. Le corde sono corte. Che dopo scivola secondo me. Devi farlo più in basso. Sì, va bene, non serve andare fino lì sotto. No, devi star lì Luca. Sai l'addetto a tenere sul telo. Che fai anch'io adesso? Dai, ascolta adesso. L'aria lo sa che ha combinato un casino, In pratica allora abbiamo legato 2 corde per arrivare fino in fondo qua e di là invece avevamo una corda lunga, quindi ci siamo arrivati. Per il centro adesso è andato a prendere un'altra corda al padre. Passala, no, passala di sopra, attaccala insieme. Stiamo legando dalla parte di qua e adesso al centro. Non so, Bene ragazzi, abbiamo legato tutto, adesso proviamo a eseguire la manovra per tirare via il telo. Vediamo come va, Oh! Attenzione. Aiai, questo sta andando bene. Attenzione. Aspetta, c'è un telo! Eccolo! Al centro che va giù! Al centro! Di cui stengono. Ehi! Boh. Beh dai, una parte è riuscita. Vacca, si è rotto il coso! Si è rotto il tubo. Ah qua. Ma che roba. E adesso come fai a tirarlo su?
A mano non ce la fai, Piano piano. E piano piano butti dentro tutte le foglie, guarda. Allora vedi che hai già pieno di foglie. Guarda lì che è cascato in piscina. Vacca! È andato in piscina là. No, era andato anche prima. No, adesso. Dai, bisogna tirare via tutti i cosi. Via. Questo qua scivola e butta tutto dentro. Vabbè. Guardate che bel disastro adesso. Oh. Vabbè. Almeno il telo l'abbiamo tolto. Guardate quante foglie da pulire. Vi faccio vedere anche dall'interno, dai. E adesso dovremo per prima cosa pulire tutto con il retino e successivamente aspirare la piscina, come vi ho fatto vedere anche in un episodio quest'estate. Va bene, dai, adesso iniziamo a pulire. Guardate le foglie. Qua avremo da fare un bel po'. Voilà, ciao ragazzi, adesso è pomeriggio, abbiamo finito di pulire la piscina, adesso ve lo faccio vedere dentro. In pratica mio fratello ha passato l'aspiratore interno, vedete che non c'è più niente, ha passato l'aspiratore interno e abbiamo spazzato un po' qua sul marciapiede e abbiamo tirato via tutto e adesso siamo pronti per chiuderla. Ok, siamo pronti per chiudere. Qua è scritto. No. Quindi, via. Via. Dai, tira lì. Tira sì. È la piscina. Tira lì. Bene, chiusa. Adesso dobbiamo mettere i pesi intorno. Ok ragazzi, finalmente abbiamo finito il lavoro. Avete visto? Abbiamo messo questi che sono dei sacchi di sabbia con attorno anche quelli che diciamo tengono sugli ombrelloni, che sono abbastanza pesanti e quindi tengono bene anche se per caso non so venisse del vento eccetera. Ecco, adesso speriamo che l'aria non ci vada più
però insomma dovrebbe aver capito che ha sbagliato, ecco. Quindi adesso insomma si spera che fino a primavera almeno non dovremo più riaprirla. Va bene dai ragazzi, allora spero che questo esperimento vi sia piaciuto. In caso positivo fatemelo sapere lasciando un like e iscrivendovi al canale, e vi ricordo che se volete potete trovarmi anche su Instagram, e noi ci vediamo alla prossima puntata.